Manifestazione dei Notav in partenza in questo momento dal mercato ortofrutticolo fino al bosco Caalte. L'ennesima protesta che in questo periodo si è intensificata con l'aumento del lavoro nei cantieri nel comune di Vicenza. Com'è Renato Giaretta, medico ISDE, un medico oncologo, buongiorno. Buongiorno, io sono un medico nutrizionista che si occupa di oncologia e sono medico ISDE, cioè Medici per l'Ambiente. E poi com'è anche Sana, del portavoce dell'Assemblea dei Boschi che resistono. Ecco, diciamo che è una giornata, l'ennesima, come dicevamo, iniziativa, si vuole proprio rendere visibile in città la protesta e soprattutto perché partiamo proprio dai medici che sono parte di questo comitato. Dunque noi sono anni che denunciamo il fatto che questo progetto ha in sé dei grandissimi rischi per la salute della popolazione. In particolare Vicenza è una città che è al vertice per l'inquinamento atmosferico, al vertice per l'inquinamento da PFAS e quindi è una situazione già di per sé grave. Noi sappiamo che per ogni aumento di 10 microgrammi per metro cubo d'aria di polveri sottili aumenta il rischio di ammalarsi di cancro al polmone del 20%. Noi diciamo che questa è una situazione intollerabile e che questo progetto rischia di fare veramente quello che sarà un disastro ambientale e sanitario. Grazie, diciamo subito che questi sono i presupposti scientifici, il motivo per cui voi avete messo in atto una serie di proteste. Ricordiamo da dove siete partiti poco tempo fa alla notizia proprio dell'intensificarsi dei lavori dei cantieri nel comune di Vicenza. Sì, esatto. Noi siamo sempre stati in contatto con i medici dell'ISDE che ci hanno dato proprio dati scientifici che comprovavano il fatto che il progetto TAV era un progetto che avrebbe creato dei danni sulla salute molto gravi. Siamo partiti in corteo, in bicicletta, abbiamo fatto una critica al MAS che appunto ci ha portato al cantiere ad Altavilla e in cui abbiamo deciso appunto di porre in bella vista questa scritta per dire che appunto il protestare è un modo per prendersi cura delle persone. Poi avete stato da mesi invece nel bosco di Caalte, oltre a quello Lanerossi, dove comunque avete proprio l'ennesima, abbiamo visto anche clamorosa, quello sblocco, quello sgombero da parte delle forze dell'ordine. Esatto. Era una notizia che ci era giunta tramite i giornali in realtà, che tra l'8 e il 10 di luglio sarebbero appunto entrati per fare dei lavori. Per questo appunto noi ci siamo attivati grazie alla comunità che abbiamo costruito nell'arco dell'anno, in cui abbiamo liberato questi due boschi. Per ultimo abbiamo anche la sede di IRICAV, cosa avete fatto? Esatto, ieri ci siamo diretti appunto alla sede di IRICAV, con un escamotage siamo entrati proprio dentro la sede e abbiamo deciso di consegnare